Da veronese è con orgoglio, con piacere che presentiamo oggi il ritorno dell'IGP della pesca di Verona grazie all'importante lavoro messo in campo da Coldiretti che con la loro visione hanno voluto puntare su questo prodotto, un messaggio importante soprattutto in questo momento storico dopo il maltempo delle scorse settimane si è abbattuto sulle nostre coltivazioni, per dare anche un messaggio di vicinanza ai produttori e alle famiglie che lavorano nel campo agricolo. La pesca ha avuto momenti di grande difficoltà, che è un prodotto tipico e un'eccellenza di Verona, arrivata a perdere l'IGP. Grazie al lavoro messo in campo da Coldiretti si ritornerà ad avere l'IGP della pesca di Verona. Oggi lo presentiamo qui in Consiglio regionale. Grazie anche alla presenza di Arrigo Cipriani, patron dell'Aris Bar, che è un ambasciatore mondiale della pesca perché con il suo Bellini ha portato la pesca di Verona in tutto il mondo. Sicuramente oggi siamo contenti di presentare appunto questa rinascita, potremmo dire, perché dopo un lavoro che è durato anni, che ci ha consentito tramite un gruppo di lavoro appunto dove abbiamo coinvolto i produttori come Coldiretti Verona, di arrivare finalmente diciamo a questo momento che ci consente di ridare un'identità alla pesca. È chiaro che l'ortofrutta rimane uno zoccolo duro dell'agricoltura veneta e su cui noi dobbiamo assolutamente puntare, in particolare in un bacino come quello di Verona, dove la pesca ha sempre avuto un'importanza fondamentale e strategica e lo deve continuare ad avere, per cui valorizzarla in questa maniera ci consentirà sicuramente di fare dei passi avanti, cosa che abbiamo sempre voluto insieme ai produttori e ci fa piacere tra l'altro che personaggi che portano nel mondo il nome dell'Italia e del Made in Italy come Arrigo Cipriani oggi utilizzi per i suoi bellini negli Harris Bar di Venezia proprio la pesca, quindi a valorizzare ancora di più quello che è veramente un prodotto che ci lega al territorio. La pesca è un IGP, quindi è fortemente legata al territorio di provenienza e questa è la forte comunicazione che viene data in questo periodo di questa che è una delle tante eccellenze che abbiamo sul territorio. L'Associazione Ortofrutta Veneta insieme a Coldiretti sta in questi anni con vari tavoli dedicati quindi alla pesca, alla mela, alla ciliegia e all'asparago, per citare alcuni. Sta cercando, laddove negli altri citati non c'è un IGP, di portare all'ottenimento di questo riconoscimento, perché già comunque abbiamo una storicità alle spalle, ed inoltre legare proprio al territorio questi che sono dei valori storici rappresentativi della nostra provincia e non solo, perché è anche un 80% di quello che è la produzione veneta in buona sostanza. Per avere il riconoscimento IGP un prodotto cosa deve avere? Allora deve avere una storicità che lo lega ad un nome da difendere e soprattutto ci sono degli iter, dei percorsi da seguire che noi stiamo intraprendendo, abbiamo già intrapreso da alcuni anni appunto con la Regione Veneto e con il MIPAF a livello nazionale, per poi presentare la domanda a Bruxelles ed avere appunto tutti i requisiti necessari. La storicità di un nome, infatti noi anche laddove non c'è un IGP stiamo organizzando lo stesso tipo di comunicazione, lo stesso tipo di passaggio dove ci sia praticamente un nome ricorrente e comune per quello che è un prodotto ben definito. Dirò l'originale è che noi servivamo già da un anno una bibita con lo champagne e i pezzi di pesca dentro. E poi piano piano mio padre ha cominciato a schiacciare, lo schiacciavamo a mano le pesche, e così schiacciate a mano diventava succo di pesca che poi ha preso piede. E come succede tantissime volte, quello che succede all'Harris Bar stranamente va in giro per il mondo. Non mi sono mai spiegato esattamente, ma io credo che sia una questione dell'anima. 27 ristoranti, 300 coperti in media giornalieri ciascuno, ma 200 di questi 300 avventori consumano bellini. Assolutamente sì. Che è fatto con? Che è fatto con pesca e prosecco. E la pesca fresca e in che quantità? Perché pesca, nel momento pesca fresca, nel momento che non è pesca fresca la suggeriamo. Ecco, volevo soltanto un piccolo appunto su quello, non c'è il lampone dentro, non c'è mai stato. Il lampone gli dà un gusto di caramella che non va bene.